Il Ministero dell'Interno ha presentato i ricorsi contro le sentenze del Tribunale di Padova che lo scorso 5 marzo aveva rigettato i ricorsi fatti dalla Procura contro gli atti di nascita registrati dal sindaco Giordani con il nome della seconda mamma non biologica ma intenzionale per i 37 bambini iscritti all'anagrafe del Comune di Padova dal 2017. Un atto che le mamme arcobaleno si aspettavano nonostante la gioia del primo verdetto del Tribunale che dava loro ragione mantenendo di fatto l'iscrizione all'anagrafe di entrambe le mamme. Il Viminale ha dato mandato all'Avvocatura distrettuale del Veneto di impugnare le sentenze del Tribunale che riguardano tutti e 37 i ricorsi padovani. L'Avvocatura di Stato si rifà a una sentenza già pronunciata a Milano in cui la Corte d'Appello aveva accolto la richiesta di rettifica degli atti di nascita cancellando il cognome della seconda mamma. Il Tribunale lo scorso marzo aveva dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura che chiedevano la rettifica degli atti di nascita cancellando il cognome della seconda mamma perché riguardava una questione di status del figlio.